Amici sportivi, buonasera e benvenuti al campo di Piazza Sardegna a Ossi. Da qui stiamo per raccontarvi la serata in compagnia delle stelle del calcio sardo. Buonasera da Mauro Garau, che non sarà solo nel corso di questa serata di calcio 5 estivo. A farmi compagnia al mio fianco Andrea Olmeo. Ciao Andrea. Buonasera a tutti, buonasera. E due bordocampisti che definire di eccezione è perfino riduttivo, Francesco Aresu e Roberto Pina. Buonasera. Buonasera Mauro, è grave che tu abbia salutato prima Andrea Olmeo di noi, onestamente, molto grave. Sono rimasto molto male, nel frattempo Gigi Scotto li facciamo un paio di tunnel prima di iniziare. No, questioni di vicinanza, solo questione geografica. La vostra testata si chiama 131, quindi non iniziamo a fare i permalosi fin da subito. È arrivato il Raccontateci anzitutto quelle che sono le emozioni, se così le possiamo chiamare, a pochi minuti dal fischio d'inizio della prima partita. Ricordiamo, tre squadre, tutti amici di Giacomo De Martis, che si contenderanno il titolo tra mille virgolette. Inizierà la squadra nera contro la squadra verde. L'arbitro sembra pronto, me lo confermate? Questa è la sesta edizione del torneo delle stelle sarde, delle stelle del calcio sardo, manifestazione voluta da Giacomo De Martis, che è appunto padrone di casa qui a Ossi. Flash. Tutti, tantissimo, è la mia ultima da giocatore probabilmente. No. Fa strano chiamarlo mister adesso, Giacomo. Sì, anche io devo iniziare a ragionare veramente da allenatore, perché ancora un po' calciatore mi sento in realtà. Poi quando mi vesto le scarpette, sì. Facciamolo insieme all'arbitro. Prima partita neri contro verdi, appunto la squadra di Jack De Martis, con insomma tante varie stelle, diciamo così, del calcio sardo. Cherchi e Gueli dell'Ossese, padroni di casa, Marco Urgias dell'Alghero, appena promosso in promozione, e Riccardo. Sì, i verdi che sfideranno appunto questa squadra con Uvoli, Gigi Scanu, Congiu, Werther Carboni, e appunto queste saranno le due compagini, possiamo chiamarle così, in maniera molto simpatica, quasi padroni di casa contro ospiti, a giudicare un po' neri contro verdi, ma i neri hanno una panchina d'eccezione, cominciare da Migaleddu, Marco Migaleddu, il nostro social media manager fortissimo, ovviamente, con Antonelli, Toni Gianni, dovrebbe esserci anche Gigi Scotto, credo, eccolo qua alle nostre spalle, quindi insomma importante, sfide importanti con vediamo Giacomo De Martis, che di questa squadra è anche l'allenatore, mentre dall'altra parte l'allenatore dovrebbe essere in realtà è così, no, Mister Scotto è allenatore dei neri, ecco, in realtà c'era Mister Giorico, che non è potuto essere qui per un problema familiare, gli mandiamo un abbraccio chiaramente da qui, da Ossi, per cui insomma doppio mister per il Toto. Io prima di far finta di iniziare a fare una telecronaca vi chiederei anzi subito, Scotto babbo, panchina Scotto figlio? Sì, assolutamente sì, è l'unico che se lo può permettere, direi, probabilmente, no? E presidente Scotto invece è il piccolino, è il figlio di Gigi che è il presidente di questa squadra onorario. Esatto, 3 generazioni di Scotto in questa parte. Facciamo finta di fare 1 minuto e mezzo di telecronaca, poi torniamo a dire stupidaggini. Vai. Pallone mosso dalla squadra in maglia nera, eccolo il padrone di casa, per eccezione De Martis, che lascia lì il pallone a Gueli. Porta la palla il numero 10 anche qui, e anche qui in simil bianconero. Francesco da Urgias per De Martis, ancora incontro Gueli che cerca il suo prediletto mancino. Neri che portano palla, la muovono, verdi guardinghi per ora. Eccolo il primo tiro della partita. Super parata, ragazzi. Werther sta cercando di fare calcio. La verità vera è questa, l'abbiamo invitato perché sta cercando, e quindi signori mandate nei commenti con il tipo fantacalcio, col prezzo più alto lo avrà la prossima stagione. Sta cercando alloggio, questa è l'espressione corretta. Cancello per Gueli. Ecco Urgias
braccato da Cocco che ne sporca il destro, arriva a memoria, e voi che siete più bravi a contare il primo angolo della partita. Il secondo in realtà, perché c'era già la prima parata di Werther prima. Direi più bravo di me a contare. che hai visto? Hai visto? Il problema è che abbiamo un telecronista, ragazzi, perdonatelo ovviamente, dai. No, Roby, più che altro già subito ritmo alto. Sì, i neri da squadra favorita, va detto, di questa sesta edizione, partono subito con questo giro palla voluto dal mister. D'altronde se hai mister Scotto e De Martis in campo, giochi con un giro palla costante per asfissiare gli avversari. E infatti ha sbagliato adesso proprio De Martis. Sì, io faccio fatica a sentire Pinna e sono estremamente felice di tutto ciò. Arriva anche il primo tentativo di tiro con Nuvoli, ora Congiu. Nuvoli che prova a liberarsi dall'attenta guardia di Fancello e dei suoi capelli. Scanu da Nuvoli che controlla, non da Nuvoli, può essere un qualcosa di politicamente corretto. Sì, tra l'altro caro Mauro in panchina i verdi, no? Vediamo Simone. Caro Lisai, che tesi Roby, no? Per questa partita. Ci tengono, i verdi sono torneo, si vede che c'è tensione proprio in panchina, soprattutto dalle parti di Giancarlo Lisai, che forse andiamo anche a intervistare dopo, che lui ci tiene alle interviste da bordo campo. Però si avvicina a lui, va detto. Io sono estremamente felice di tutto ciò, non ho voglia di far niente, più parlo meno parlo io. Felicissimo di tutto ciò. Tra un po' vi faccio una domanda sulla guida tecnica dei neri. No, più che però abbiamo 4 scarsi giocati. beh, quindi c'è una attenzione. Occhio a Scanu. Occhio a Scanu, Siccome i verdi sono riusciti finalmente a sbloccarsi in fase offensiva, avete operato Ravot qua. Allora, Simo, cosa vi sta mancando per fare questo primo gol della partita? Io forse, adesso entro io, vediamo un attimo. Potrebbe essere uno dei problemi, di questi. Vediamo un attimo. Come siete come squadra? Amalgamati, lo spogliatoio? Squadra, abbiamo Congiu. Se segna Congiu ce ne andiamo, Sì, ovviamente. ce ne andiamo, ovviamente andiamo via. Ok. È arrivato il primo tiro di De Martis nella partita, altro angolo per la squadra in maglia nera Urgias, gioco in sinistra De Martis che la pettina, la suola fa lo stesso, quindi vicino e poi prova con il destro che a occhio non è il suo piede. Nel frattempo ha abrogato il primo cambio nonostante Jack De Martis volesse il cambio da Tony Gianni. Tony, riscaldati perché Jack lo vediamo già un po' strino, Ascolta, ma quello che volevo sapere prima e che vi volevo chiedere prima è per quanti giorni mister Scott ha preparato questo triangolare dal punto di vista Glielo chiediamo. Mister, per quanti giorni lo avete preparato questo triangolare? So che ci tenete un appuntamento dell'estate a cui siete affezionati. Guarda, mi pare stamattina Giacomo mi ha detto guarda che faccio. No, scherzo, la verità è importante che i ragazzi si divertano, che stanno insieme, perché sono degli amici tutti fra di loro e questa è la cosa più bella di questa manifestazione, credo che sia la cosa più bella. La cosa più brutta è vedere Congiu tentare di fare un pallonetto, diciamo, no, si scherza. Sono tutti ragazzi che hanno grandi qualità e a cui molti li ho incontrati e sono veramente, molti li ho avuti e sono contento di vederli tutti insieme, ecco, che si divertano. Qua Urgias hanno sparato da secondo piano. A te! Io non avevo nessun dubbio in particolare e un dubbio che avevo ancora meno che il primo fallo della partita l'avrebbe commesso Cocco. Partito sotto la guida di Scotto. Una roba meravigliosa. Sono stato anche felicissimo di aver quasi ucciso ora Gueli. Questa è mano, questo è un altro fallo di Cocco. All'arbitro non c'ha voglia di fischiare. Netto, larghissimo. Non voli per Scanu.
muove Congiu, Scanu fa tutto da solo perché sa che Congiu è centrale e quindi non gliela passa sotto forza. Nel frattempo è entrato Tony Gianni con Giacomo De Martis che già ha preso la prima bottiglia, siamo già al primo mezzo litro d'acqua in questa prima partita, già questo insomma è un qualcosa che fa capire qual è la sua prossima carriera. Insomma. Nel frattempo tra i verdi esce Cocco, entra Ravot, caro il mio Garau. Sicuramente stiamo già amministrando i falli, stiamo gestendo i falli che può suonare male ma è così. Tanto ecco Tony Gianni, la copertura di Nuvoli, sale Scanu, lo supporta, lo stesso Nuvoli, pallone quello irraggiungibile per il buon Nuvoli. Rimessa in zona arretrata, battuta da Fancellu, quelli 1 contro 1 con Congiu. Sa che è mancino, quelli riesce comunque a calciare. Arriva la deviazione di Ravot, se la vista non mi inganna, mi ha ingannato. Non ti ha ingannato, ancora 0-0, molto equilibrio di Gigi Scanu. Per dare peso offensivo, per dare esatto, bravo, per dare insomma riferimento a un attacco, visto che peso offensivo e non offensivo. esatto, è l'unico attaccante in rosa in questo momento, quindi attenzione alla palla rubata da Nuvoli. Bella l'imboccata per Congiu, eccolo il primo gol. Segna Gigi Scanu, ma non esulta perché ex, non esulta perché non ha voglia, non esulta perché il contesto è amichevole. No, Gigi non esulta perché è un ex della partita, lui ha giocato per anni nei neri e adesso per rispetto giustamente non ha esultato. Adesso esce anche perché Lascia il campo per evitare anche poi le ripercussioni dei neri, perché giustamente ci sta. Attenzione perché è entrato Migaleddu e questo potrebbe cambiare le sorti della partita. Mister Scotto se la tenta, come si suol dire, ci crede. È il Jolly a sorpresa che nessuno si aspettava. Vediamo, eccolo subito, ha preso e il Jolly per prendere anche il secondo probabilmente. Occhio a Ravot, sporca Fancellu. Sì, 12. Angolo per i verdi, in vantaggio di un gol da qualche secondo, firmata da Scanu. Nuvoli non controlla il suggerimento di Ravot, può partire Gueli. Congiu lo manda a destra, arriva Migaleddu, arriva fino a un certo punto Migaleddu. Diciamo, l'emozione c'era, diciamo così. Bisogna apprezzare sempre le cose psicologiche del Miga, che comunque c'era sulla linea di passaggio, poi 20 anni fa forse ci sarebbe arrivato. Io pensavo le avesse ora. Ma facciamo fare un'analisi tattica buona Olmeo di questi primi. Sì, facciamo crollare la diretta. Devi. Facciamo crollare la diretta in questo momento. Dai, insomma, dai. Andrea, su quanto ho visto in questi primi 6-7 minuti di torneo. Allora, mi è appena arrivata la statistica dei dati Opta, appunto Fancellu ha già preso 15 pallonate in questi primi 6-7 minuti, però sicuramente i ritmi sono molto più bassi di quelli che ci immaginavamo, però da questo punto di vista è una serata di festa, si vedono sempre qualche tocco di qualità. Ora vediamo Congiu che prova ad allargare sul Ravot. Guarda che i ritmi sono altissimi, Andre, cosa stai dicendo? I ritmi sono altissimi. Allora, tira Olmeo, la seconda partita Olmeo farà 25 minuti in campo e ci dimostrerà come questi ritmi sono molto alti. Infatti lo voglio vedere con i ritmi bassi. I ritmi sono bassi semplicemente perché siamo seduti, non iniziamo con ecco, esatto, perché noi siamo in piedi, quindi l'onnismo tipico di 130. Noi siamo in piedi, quindi ovviamente per noi la sensazione è differente. Nel frattempo la palla tocca la rete in alto, anche questa è una cosa simpatica. Ha tirato Migaleddu, vi annuncio che se segna io vado via, me ne vado totalmente, ho la macchina parcheggiata vicina, lascio proprio le mie fish di birra, panini, e vado via. Stavo per dirlo io, lasci proprio tutte le fish, ma non a Olmeo, questo è chiaro. Attenzione a quelli, Migaleddu! Attenzione Migaleddu! E risponde ancora una volta Werther Carboni. Secondo me perché c'ha questa maglia fluo. Sei d'accordo, Mauro? Cioè perché questa maglia fluo Di pinna, stavamo per non è così semplice. avversario gol regalato, potrebbe regalarci delle gioie. Non è così semplice. Pensare sia così semplice. Se fate rientrare Coppa in qualche maniera, Migaleddu non segna. Vabbè, ma deve entrare ancora
Dai, cioè si stanno gestendo. Ah no, Lisei è entrato adesso, Stanno gestendo i cambi, Stanno gestendo bene i cambi. E i gol di vantaggio, esatto. Guarda che bravo qua Congiu per Nuvoli, difensore moderno Congiu. Lisai, guarda che Nuvolo in panchina. Lisa. Comunque Vabbè, non si vede niente da qua. possiamo dire che Congiu l'anno all'Uri l'ha cambiato perché è fortissimo, con Paba è cresciuto tantissimo nei fondamentali, comunque gli ho visto tentare a fare pallonetti, robe non da lui. Me lo aspetto che segni di testa in tuffo con la palla tipo. Comunque una cosa che ho notato in questi primi minuti è la vostra clamorosa e pessima ruffianeria. Praticamente parlate solo di chi passa vicino. Beh, d'altronde è entrato anche Gigi Scotto nel frattempo, insomma, per bilanciare Migaleddu. Vicino a voi e quindi non ne parlate mai. C'è Babbo lì, Esatto, esatto. Male. Attenzione. Guarda che ben rifinito. Ecco Lisai che non è Nuvoli. Io ve l'avevo detto. La copertura di Tony Gianni. Rimessa al lato Lisai. Esce Congiu, torna Gigi Scanu in campo, quindi molto offensiva la squadra dei Verdi adesso, Robby, perché c'hanno Lisai su. Infatti cerca di perdere palla con Miga. Visto che sta passando vicino a noi, io fermerei Andrea Congiu, veramente autore di 8-10 minuti importanti. Ti abbiamo visto tentare. Tra l'altro bellissima girata. Cosa ha fatto Lisai, ragazzi? Ti abbiamo visto tentare un paio di dribbling, un pallonetto, di tutto, ti è mancato solo il gol. Almeno qua mi posso divertire, fare cose diverse che non posso fare la domenica. Ci sta, no? Siete partiti un po' in sordina, lasciando il possesso palla ai neri, poi siete andati in vantaggio, la state quasi gestendo. Il mister l'aveva preparata così in settimana, quindi abbiamo preso alla lettera le sue indicazioni. Ora abbiamo trovato il gol e stiamo gestendo la partita. Tra l'altro ha segnato Scanu, che è un ex della gara, non ha esultato, aveva detto qualcosa di particolare negli spogliatoi prima della partita? Sì, la sentiva particolarmente, non si è lasciato benissimo con i nostri avversari, quindi sono contento per lui, se lo merita. Hai sudato tantissimo, ti lascio alla panchina. Molto bene, Mauro? Esatto, quanto siamo di tempo? Ogni tanto ricordiamolo perché siccome attenzione che parata di Werther Carboni su Gigi Scotto, ragazzi, che parata. C'è un conto aperto tra i due. Sta per tornare in campo il top player, ragazzi. Sento di poter entrare, cosa dite? Se te la senti tu, attenzione, ha segnato Gueli. Non entro più. Non entra più perché ha segnato Gueli. Ma polemica. Stava per entrare Martis, ma ha detto no, se non entro. Mentre voi parlavate del niente ha segnato Gueli, vi siete accorti? Sì, ok. 1-1 a metà partita. Ah, ok. Ci dobbiamo spostare un po' più verso destra perché c'è il paletto, ci dicono, dalla regia. Se così va bene. Così va bene. Stare molto vicini. Esatto. Che siete intimi, bravi. Vi si sente entrambi. Bene, molto bene. Quindi 1-1. No, facciamo 40 secondi di niente. Vai. 20 secondi di cronaca, vai, 20 secondi di cronaca. A te, vai. 20. Ora Gianni. Eccolo Migaleddu, la sponda di testa incompresa. Che era giustissima. Scotto non ha capito, o forse è stato eccessivamente pessimista riguardo le potenzialità di Migaleddu. Lisai pettina il pallone con la suola, ma la Scanu, un quarto di campo. Ti piace questa definizione molto stistica? Bravo Lisai, taglia Scanu, ecco il pallone per Scanu, duello dal numero 10, vinto alla fine dal numero 1. In gran forma Gigi Scanu, in gran forma. Infatti appena detto si è appena stancato, starà uscendo. Esce. Io voglio Cocco, sono qui per questo. Bravo contro Scotto. Ora Lisai per Scanu dentro per Solinas. Comunque Tony Gianni, ragazzi, fa sempre una porca figura, quando difendere non lo passi il buon Tony Gianni che purtroppo è in squadra con Migaleddu. No, io confido poi più tardi in Gutierrez, ci spero sempre, l'ho già avvisato al buon Pablo di marcare stretto il 17. Dopo Ravot spazza, la lascia andare. Ha puntato Solinas così da lontano. Su che parata, attenzione.
Gran parata di Cherchi, ragazzi, ottima prestazione anche di Cherchi. Molto bene i due portieri. Vai Mauro. Ti racconto questa giocata di Scotto, tiro imparato a Ravot, poi Scotto non molla, duello prolungato, vinto a Ravot. Mi date una considerazione sul mismatch fisico eventuale Gutierrez-Migaletto, per cortesia? Ma guarda, non lo so, sono interrogati anche alla NASA perché sono comunque dei calcoli particolari che sono stati fatti in settimana, ma credo che nonostante i centimetri poi verrà comunque un po' rasato Migaleddu a gara in corso, quindi poi sarà un mismatch ancora ulteriore dopo i primi contrasti. Comunque, Martis, ma lo togliamo Migaleddu? Deve rimanere. Lo togliamo Migaleddu, perché qua se no. Miga, cambio. prego. Vieni a commentare con noi, Miga, vieni. Scusa Mauro, perché. Sudato Migaleddu. Sudo anche da fermo, Comunque Werther Carboni ti ha tolto almeno un gol. almeno 2. No, uno, dai, non fare il fenomeno, dai, uno. Ma anche quello di sinistra era bello angolato. Comunque in telecronaca ci dicevano un'apertura illuminante di testa, peccato che i tuoi compagni non l'hanno letta. Esatto, non mi hanno seguito, io cercavo l'appoggio perché non potevo andare da nessuna parte. Però dai, ci stiamo comportando bene. Com'è stato per te scendere a queste categorie, tu che sei abituato a giocare in altri livelli? È stata. Ma in realtà l'ho fatto con piacere perché comunque è sempre una bella cosa. Quanto hai dato a Mister Scotto per averti fatto entrare? Di la verità. Sono cifre che non si possono dire, abbiamo firmato un contratto di. È stato come al solito. Va detta una cosa, che è stato dato di più a Gutierrez per poi fargli finire la carriera dopo, alla prossima partita, quindi potrebbe comunque essere un conto che non torna bene per il buon Migaleddu. A te Mauro. Quelli e Gianni la stanno prendendo sul serio, molto sul serio. Attenzione. 2 contro 2, Scotto, a destra c'è Gueli, ecco il pallone per il numero 10 in maglia nera, palla di ritorno per Scotto. Non essendo giocatori di calcio a 5 nessuno attacca al secondo, ma mai la potevo dire questa cosa? No, allora meglio così. Scotto con la punta, è un altro gioco. Attenzione. Tra portieri. Attenzione. Oltre il campo per destinazione. 6 minuti, se volete fare qualche cambio. Nel frattempo noi Mauro diamo anche spirito di servizio con le panchine, cioè lo sai, noi facciamo un po' tutto, quindi d'altronde. tra l'altro Fate come Quanto offre Olmeo? se foste a casa di De Martis. Tranquillo. Ragazzi, ma che parate sta facendo? Nel frattempo Occhio a Gueli. Oh, col tunnel. ragazzi, 2-1. De Martis che festeggia perché ci teneva, uno perché assist più uno e questo al Fanta torneo sono punti importanti. Cherchi, sei un fenomeno! Ambiente già sporchissimo e questa è solo la prima. Io Sa un po', ma chi è che ha detto che sei un fenomeno? Chi è che ha detto sei un fenomeno? O come dire, a chi l'hanno detto dalle tribune? veramente ti posso dire a chi non l'hanno detto. A noi, questo è poco ma sicuro. Questo è poco ma sicuro. Come gestisce ora, guarda. Guarda qua. Lui gestisce un po' meno, pallone ora addomesticato da Gianni ed ora sono i neri che gestiscono. Super stop comunque. Alla fine Circa 6 minuti, erano 6 minuti prima, quindi sarà 5 minuti e mezzo. saranno 4 e mezzo, 5. Ecco Scotto. De Martis la tiene viva, guarda che guizzo. Il vostro Jack, o il nostro Jack, o il Jack di Il Jack. questa sera. Un Jack per sempre. Scusa. Che aveva dato un colpo nei denti al povero Roberto. Ragazzi, ma Carboni sta parlando. C'è un conto aperto tra i due, che chi ha visto le precedenti edizioni, Carboni e Scotto hanno questo conto aperto, vedremo, al momento sono in parità, quindi Carboni non ci sta a subire un altro gol da Scotto. Occhio a Gianni, ancora. Ma soprattutto conoscendo Gigi che è vagamente competitivo, penso che almeno un golletto lo vogliamo. Prende sul canale, secondo me, sì. Almeno un golletto lo vuole Sta fare. cambiando la giacchetta. Sì, sta entrando lui. Pensavo fosse in versione Allegri o Mazzarri. No, c'è il freschetto, in realtà è il contrario. Un po' meglio. C'è un po' di freschetto, la verità è quella. Recuperano palla i verdi, 2-1 per i neri.
se la memoria non mi inganna, siccome l'ha vista l'ha fatto prima. E qua se l'ha mangiato Lisei, qua se l'ha mangiato Lisei. Non essere severo, non è il contesto giusto. No, Smentirà, guarda. Sposta contro quelli, arriva il raddoppio di Scotto che a occhio dovrebbe conoscerlo. E poi, senza saperne leggere né scrivere, pallone. Rientra Congiu perché la vogliono vincere i Verdi. Dov'è Cocco? Io non ho altro in testa. Dov'è? Panchinato dopo il primo fallo della partita. Adesso ci pensa Roberto. Che sta parlando con chiunque, sicuramente del niente, penso. Poi dimmi tu, Fra. No, ma pare che non stia benissimo, giusto? No, Cocco sta bene, entra adesso per diciamo gli avversari. Guarda Francello che si muove. Beh, se non si muove lui che c'ha 20 C'è spazio per Nuvoli, Niente. questo è angolo. Che permane. Cherchi veramente ottimo. Cherchi ottimo fin qui, Difese meglio degli attacchi ha reso, Sì. Decisamente meglio degli attacchi. Ora Lisai sta arrivando con Giù, Lisai. Tanto campo per Scotto. Colpetti. Si è sentito il rumore, Si è sentito il rumore di scarpa su scarpa in realtà, Scarpa su scarpa. Una legnata ci sta. Scarpa su scarpa. Diciamo che se si infortuna adesso ha tempo per recuperare. I blu vogliono, eccoli qua. I blu vogliono entrare. Cosa ha fischiato l'arbitro? Il fallo, il fallo. Ah, ok. Palla restituita per fare Bisognerà recuperare qualcosa, ma insomma andiamo a braccio come si suol dire. Sì. Tanto la serata è ancora giovane. Siamo anche vecchietto. Attenzione, eccolo qua. Urgias. Fischia la fine. Fischia la fine per favore. Si chiede la fine anticipata del torneo, non della partita, proprio per il gol di Marco Urgias. Che classe per il buon Bovo, è vero. Il commento di Antonelli è giusto, con la puntina così l'ha messa proprio piano piano, è entrata rimbalzando quella palla. 3-1. 3-1 per i neri, non 2-2 chiaramente. Volevo verificare la vostra attenzione. Si sta alzando. Soglia di attenzione. Alzando il tasso anche di intensità, Al chioschetto, mi Sì. dicono. Questo è un bene. Solinas cercato e non trovato Nuvoli. Direi che questa partita sta per andare in archivio. Quanto manca? Credo poco. 2. Facciamo una cosa, visto che Olmeo lo paghiamo, per la prossima partita glielo fai tenere un cronometro. Così perché insomma, anche per giustificare la sua presenza in tribuna. Voglio un commento di Olmeo adesso su questo 3-1. Aspetta, vediamo se diventa 4 o diventa 4. Mi chiedono Andrea un'altra delle tue meravigliose fotografie. Allora, la fotografia migliore sono Roberto e Francesco abbracciati ogni tanto, tipo il gatto e la volpe, però non so chi sia il gatto. Ecco qua, finisce la prima partita. Finisce la partita. Esatto, passa il microfono a Mauro. Passa il microfono a Mauro. Passa il microfono a Mauro. Lasciamo perdere, assolutamente. Stacco così, lasciandoli perdere proprio. Finisce la prima partita, 4-1 per i neri, adesso entrano i blu allenati da mister Francesco Loi. I nomi insomma li vediamo: Burrai, Nino Pinna, Peppe Meloni, Cino Gutierrez, Alessandro Cadao, Federico Bonu, Daniele Giorico, Beppe Mastino. Insomma ci aspetta un'altra bella partita, ci aspetta un'altra bella partita come secondo match. Ovviamente importa per Paolo Garau. Guarda cosa ha fatto per Paolo Garau, ragazzi, che tiro, che piedi, che piedi, che piedi, che piedi. Comunque insomma è finita in archivio
Ascoltiamo Gigi che ci teneva a vincere, lui che è imbattuto in questo torneo. Gigi, Non- l'avete preparata? Non bene? voglio mai perdere. Lo impalli. Bella serata comunque sia. Che giocano a calcio a livelli alti. Sempre bello che c'è tra noi e questa serata oggi. Noi veramente era per Migareddu, cioè, perché Gigi è persona di livello. Va bene, aspettiamo qualche minuto? Così? Prendiamo una piccolissima pausa, giusto al tempo per rifiatare un po' Aresu, che come vedi... Aspettiamo un minuto. Torniamo subito. Nuovamente live da Piazza Sardegna in Ossi. È iniziata in questo momento la seconda partita della serata in compagnia delle stelle del calcio sardo, che ancora la squadra blu contro la squadra verde, che è uscita sconfitta anche in maniera eccessivamente severa nella prima gara, punteggio finale di 4-1. Ora il debutto della squadra blu, noi facciamo finta di fare una telecronaca per i primi 30 secondi per poi far parlare i nostri meravigliosi bordocampisti, che vediamo già in compagnia di un ospite, e direi che questo è il momento giusto per sentirlo. Sì, con mister Francesco Loi, che è il mister degli azzurri. Mister, tanta classe nella sua squadra. Tanta qualità anche di categoria superiore, quindi bene. Tra l'altro forte impronte a Barbaricina, Nuorese, insomma, tra Pepe Meloni, Federico Bono, Alessandro Cadao e anche lo stesso Toto Burrai che di Rosé, insomma. Sì, per rompere il ghiaccio era giusto, per un po' di carattere in campo. Giustamente. Meglio partire un attimino coperti. Sono tante le frecce nel suo arco, visto che in panchina sono Giorico, Mastino, insomma, Nino Pinna, davvero, tanta roba. Sì, li facciamo stancare un pochino, poi facciamo entrare Mastino e Pinna che sono lentoni. a risolverla. Mauro? Palla un pelo lunga qui per... Si sta già lamentando Meloni, ragazzi. Meloni ha finito l'ossigeno. L'ha lasciato tutto nudo. Se si è saputo se Meloni ha intenzione di passare il pallone a qualcuno. Chiede Garau in cronaca se si sa se Meloni voglia passare la palla a qualcuno oggi. No, assolutamente no, ha deciso che se la porterà a casa a fine partita. Infatti hanno fatto sparire gli altri palloni appositamente per Meloni. Nel frattempo guarda cosa fa. Esatto, giocatore più forte di questo torneo, lasciamelo dire, insomma, in assoluto. I numeri parlano per lui comunque. Un'annata strepitosa. Sì. Qualche gol lo fa mister Meloni? Ogni tanto. Diciamo che il gol lo insegue. Però ho già promesso che avrebbe difeso qualche volta. Io ci credo sempre poco, però Però si sta muovendo. si sta impegnando. Vai Mauro. Ecco Scanu. Grazie. Scambiare con Nuvoli. Destro leggermente fuori misura di Scanu. Vai. Egoista quello Scanu. Toglietelo, egoista. Troppo egoismo nei verdi. Burrai. Cadau che cerca Meloni, che vedi che come detta le linee di passaggio. I passaggi Tra l'altro li vede tutti. Tra l'altro non lo sa, Per lui no. Mauro non lo sa, Cadau è l'unico under di questo torneo perché è un 2006 e quindi sta giocando da fuori quota in questa sua prima partecipazione al torneo. Giustamente, perché ci teniamo anche alle giovani promesse del calcio sardo. Vabbè, è un 2004. Nel frattempo, esatto, 2004 andante, diciamo così, 2004 andante. Lavorare invece di farvi fare le foto, per cortesia. No, assolutamente, noi facciamo tutto, anche le foto, poi raccoglieremo anche le buste qua in campo, ci mancherebbe. E non stiamo parlando dei giocatori, sia chiaro, perché poi magari qualcuno si offende. Beh, c'è Migaleddu però, Guarda che c'è un rastrello lì da qualche parte. Esatto, raccontiamo questa partita, su, perché il tasso tecnico è veramente elevato, caro Garau. Sì, ma
qua siamo ancora 0-0 come avrebbe detto un vostro collega in radio una ventina di anni fa. Ecco Scanu che si è un po' travestito da Meloni, non passa il pallone a nessuno. No, ma soprattutto ti sei perso la diagonale difensiva di Pepe Meloni, E guarda come si butta nello spazio. Guarda l'esperienza di Garau, l'esperienza di Pierpaolo Garau. Punteggio ancora bloccato sullo 0-0 in questa seconda partita. La prima è stata vinta dalla squadra in maglia nera con il punteggio di 4-1. Ora Nuvoli per Bravo. Maglianera che la sta preparando al chioschetto. Li vedo tutti lì belli carichi tra... Spero che il mister non veda ciò che combinano i suoi... No, il mister ha messo la carta di credito direttamente per dare un messaggio alla squadra. Ma l'ha messa veramente? No, perché saresti già lì e tu sei un esperto di carte di credito rubate. No, più che altro comunicazione di servizio seria. Olmeo sta tenendo il tempo? Andrea, mi chiedono se sta tenendo il tempo. Assolutamente sì. Quanto siamo? Almeno sui 6 minuti barra 5 e mezzo. Come più o meno? Come più o meno? Ma non stavi tenendo l'ora, scusa? Quindi, ecco, 5:40. Preciso come sempre. Già il doppio passo di Meloni. Ragazzi. Comunque Werder Carboni, ragazzi, io lo prenderei subito. Lo vedo in forma il buon Vert. Dovrebbe trovare alloggio se qualcuno sta guardando e non ascoltando questa splendida serata di sport. Attenzione. Ora Nuvoli scambiare con Ramot, per Scanu, lo lascia lì ancora per Ramot, cerca spazio per il mancino, arriva la copertura di Burrai, pallone recuperato. Frattempo per le statistiche tenute... Ma se riconosco sempre. Esatto, ma per le statistiche di Olmeo questo è il primo pallone che Scanu non ha calciato in porta e l'ha dato ai compagni, che si sta facendo amare anche dai suoi compagni di squadra, il numero 10. Eccolo il tuo under di fiducia. Ora da Bonu si butta dentro Meloni, pallone per Burrai, il cui destro con un'altra porta forse sarebbe andato. Occhio che ci sono i cambi, sono pronti i cambi tra gli azzurri. Pronti i cambi. Chi entra? Entrano Nino Pinna e Beppe Mastinu. Vediamo al posto di chi. Allora escono Pepe Meloni e Burrai forse. Hanno avvisato Pepe Meloni che deve uscire. Ho una domanda per Meloni quando esce. Vabbè, quando esce lo fermiamo. Ma te la dico già da adesso. O no? Vai, dicela già da adesso. No, gli puoi chiedere se preferisce la birra o l'aereo. Chiedigli questa cosa qua. Dovrebbe... Guarda, penso che la risposta sia abbastanza scontata. Penso. Non gradisce l'uno nell'altro. Ah sì? Eccolo Nuvoli che calcia. Garau continua a non usare le mani. Vedrai che non fa neanche una parata e non prende gol. Allora, esce Meloni, entra Nino Pinna. Per adesso Pepe Mastino resta ancora sul banco dei cambi. Degli imputati. Attenzione. Burrai, Cadau. Eccolo qua. Del tuo giovincello di Esatto. Entra Mastino, esce Toto Burrai. Adesso sono uno in più. No, sta uscendo Toto Burrai, sta uscendo. Mi fate dire qualcosa oppure volete farmi la... Adesso li facciamo respirare. Li chiamiamo, vai. Perché li vedo un po' in debito d'ossigeno, quindi parla. Io non c'ho... Sì. Raccontiamo. Ah, ok. Scanu si stacca Congiu, pallone recuperato da Mastinu. Cambia lato Mastinu cercando Bonu che mette palla sul sinistro. Conclusione mancina un po' sbilenca. Ora 2 contro 1. Squadre lunghe. C'è spazio per Scanu. La copertura di Cadau. Peccato perché la stava passando Scanu. All'ultimo si è girato e non è riuscito a darla, però. Cadau in copertura difensiva, uno dei 756 ruoli che ha giocato in carriera. In contropinna
Che chiaramente non è Roberto che non si muove dalle 9 più o meno. Tu senti? Io non sento più. Mastino. Quindi tieni tu. No, Mastino anticipato da Congiu, ora c'è spazio per Solinas, pallone allargato per Congiu, pallone un po' così, quello con il quale Solinas ha cercato Congiu. Facciamo qua? Sì. Punteggio di 1-0, partita che per ora Mauro, è decisa dal gol di Alessandro Cadau. Mauro, ti ho portato il bomber, Che non ci si aspettava che segnasse, perlomeno rispetto a quello che avete voi a fianco. Ti ho portato il bomber. Allora, c'è subito una domanda da chi sta guardando la diretta. Ok. Peppe Meloni, preferisci la birra o l'aereo? Allora, da poco stiamo riprendendo anche l'aereo, però comunque il vino batte sempre tutto quanto, perché birra non ne bevo, però di vino. Allora, ci hai provato, ti abbiamo visto addirittura difendere, che è un qualcosa anche di nuovo, però il gol deve ancora arrivare. Deve ancora arrivare, dai, diciamo che Werther, nonostante gli abbia dato 50 euro, il tiro me l'ha parato, non va bene, voglio i soldi indietro adesso perché non ci si comporta così. No, però l'avete sbloccata, siete in vantaggio, già occhi verso la finale contro i neri. Diciamo che il nostro obiettivo era uno 0-0 e poi con l'altra squadra fare una rissa e farla finire il prima possibile. Per ora sta andando meglio del previsto. Grazie Peppe, ti ridò la linea Mauro. Scanu nel cerchio del centrocampo. Io avrei tanto voluto sentire cosa ha detto Meloni, me lo andrò a risentire nelle immediate repliche previste sicuramente sui vari social network, sulle varie testate giornalistiche principali del mondo. Tranquillo. Cadau per Garau. Entrato anche Gutierrez, incontro Mastinu, va a puntare Congiu, si muove sulla verticale Pinna. Mastino ancora per Cadau, sinistro di Cadau, palla rimpallata, poi destro. Ragazzi, doppietta di Cadau, ragazzi, da 2 gol. Che forte quest'under. Hai fatto doppietta in carriera. Io vorrei tanto sentire Aresu e Pinna, non so neanche se stiamo parlando in questo momento. Allora proseguo io. Nuvoli. Spazio per Solinas. Pallone che non viene controllato dal numero 25 in maglia verde, palla anticipo pulito di Congiu su Cadau che poi trova il ricamo con il tacco. Ultimo tocco di Mastino, rimessa già battuta da Congiu. Mi sembra di essere nuovamente in grado di sentire Aresu e Pinna, ma lo confermate per l'amor del cielo? Vediamo se ci senti, caro il mio Mauro Garau. Per fortuna e purtroppo sì. Vabbè, ci sta. So che nella vita avresti preferito altre cose. Nel frattempo comunque i Verdi hanno questo momento un po' di blackout. Sono la prima squadra che ha sbloccato il torneo, però ancora... Manca un attaccante vero forse ai Verdi, perché Solinas fa molto movimento, manca quello che... Insomma, Io direi che il problema dei Verdi è Gigi Scanu. Loro si ostinano a farlo giocare così tanti minuti. No, il problema è che non è entrato Masala. Il problema è quello. Manca Masala, davvero. Hanno fatto una strategia sbagliata. Si vede che loro hanno preso veramente superficiale questa partita, non come i neri. No, hanno portato tutto su Werther Carboni. Esatto, hanno un gran portiere, però sono dimenticati poi di fare la strategia per andare a segno, che è un piccolo dettaglio che fa la differenza. Fosse calcio questo. Ma guarda, ti ho visto giocare alcune volte lunedì sera, questo è comunque meglio di quello che fai di solito. Sei una persona terribilmente bugiarda. Che tu non sia il mio stalker. Ancora Cadau. Ragazzi, tripletta di che supera Gueli e diventa comunque il capocannoniere della serata e non vuole uscire, non vuole uscire. Cadau, vieni qua da noi, vieni. Ale, com'è stato per un under come te fare 3 gol subito all'esordio in queste categorie che hai visto solo comunque in televisione? L'emozione unica.
No, bene, sono contento. Non ti stanno prendendo in giro i tuoi compagni? No. Anzi, voi mi avete dato il premio per il più vecchio. Vero. Quindi adesso per il più giovane. Giustamente. Dare, no? Te ne daremo un altro. Quindi sto smentendo la teoria del vostro premio. Esatto. Ovvero che non sono il più vecchio che ha segnato, no? La domanda vera è, ma siete forti molto ma molto voi o sono questi verdi che ne hanno preso anche 4 all'inizio che un po' ci stanno... Sotto gamba l'hanno presa. Noi eravamo più freschi, dai. Però comunque i verdi che secondo me si rifaranno poi al chioschetto, li vedo comunque pronti. Werther Carboni è prontissimo, È una bella lotta però al chioschetto, ve lo dico. Li abbiamo scelto per quello, le 3 E squadre. infatti c'è anche il gol che diventa 4-0 per i blu. Ha segnato? Dovrebbe aver segnato. Chi ha segnato, caro il mio Garau? Ero incantato dalla... Burrai. Ha segnato Burrai, mi sa. Bene, facciamo andare Cadavo al 118 per... A dopo. Una trasfusione. Esatto. No, ha segnato Burrai, Adesso dovete dire a De Martis che c'è un pallone da dare a Cadau che lo deve portare via. Burrai va a spostare contro Congiu, poi di Mastino arriva la copertura, il recupero palla da parte della squadra di maglia verde, prova a far tutto verso l'Olisai, servito Solinas, si muove Congiu, va bene, ma Lisai non c'è spazio per piastrare il destro, allora il recupero degli uomini in blu o in azzurro, fate voi. Bisogna fare entrare Masala per riaprire le speranze dei verdi, ragazzi. È lì che se la sta godendo in panchina, ma non lo so, ha lo stesso spirito di Garau in questo momento in telecronaca. Ascolta, ma quanto vinco se Garau, quello bravo, non fa nessuna parata con le mani? Guarda, vinci, non lo so, un paio di fish dopo al chioschetto. Ci sta. Niente, non arriverà mai una... Manca concretezza il vero. Calcola che poi dopo c'è l'altra partita con i neri e secondo me qualche tiro lo prenderà, a giudicare dalla formazione Canini. Io parlavo Attenzione, di questa, ragazzi. Palla troppo lunga per Mastino. Lisai che guida l'assalto al gol della bandiera. (17 giocati). Questa partita che pare quantomeno orientata solo da Cadau, fondamentalmente. Ecco Lisai, ha parato col gomito, Ha parato, non lo so, forse col corpo, comunque te la buono. Parato col braccio. Niente male. Controllo di Congiu, dopo il calcio d'angolo Lisai si addormenta un po', c'è spazio per il potenziale poker, Burrai per Pinna, eccolo qua. 5. Sono 5, pocherissimo. Punizione un po' severa, Pinna. Vuoi infierire anche qua oppure vuoi fare la persona come si deve? No, tra l'altro io dico che non hanno mai visto nella stessa stanza Nino Pinna e Cadau, però queste sono considerazioni personali che ti lascio su cui riflettere. Vogliamo chiedere un parere. Non sapevo il tempo, quanto manca? A Olmeo sulla fase difensiva di Scano e Soci, cosa ne dici? Lo mettiamo un po' in difficoltà. Vai, mettilo in difficoltà. Vai. Vabbè. Da capire, sono destabilizzati magari dai paretti. Hai perso le fish. Un po' troppo puntati sul campo, però sicuramente da questo punto di vista anche avere contro giocatori rapidi e di qualità come possono essere Pinna. Questo è il gol più bello del torneo, Non è assolutamente semplice. È arrivato il gol della bandiera, giusto? Sì, 5-1. Questo per adesso è il gol più bello del torneo. Questo è uno dei gol più belli del torneo, sì, assolutamente. Io adesso è il più bello. Posso dirti che i verdi si ostinano a non togliere Gigi Scano, che ora ci ha sorriso, però è una strategia che io gli avevo consigliato, però si vede che comunque se l'hanno preparata così, niente, vogliono provare ad affondare fino in fondo con Gigi Scano in campo. Da centrale difensivo. Ma cosa sta facendo questo? Ma cosa sta facendo? Ma cosa sta facendo? Mi spiegate? Meloni ce li ha queste giocate, Meloni, lasciatelo fare. Guarda come fa la diagonale anche. Ma qualcuno gli spiega che ha 38 anni quasi, basta, cioè a fare le cose semplici nella vita. Solinas, Congiu chiuso un po' Comunque c'è un bel agonismo anche in questa partita. Solinas che torna indietro. Da Lisai, diciamo che l'obiettivo ora è far segnare Gigi Scano. Eccolo qua, niente, no. C'era quasi Gigi Scano.
È bello ma non balla il buon Gigi Scanu, possiamo dire così. Sentenza Pin. Lisai. Non era male con questa. il tacco, pallone recuperato da idea di Bonu. Lisai. Poi con personalità va la Garau, che è sempre un bel rifugiarsi quando si cerca un portiere abile con i piedi. Eccolo. Attenzione, attenzione! Ma quanto è vecchio. Quanto è vecchio. Che buco, ragazzi. È invecchiato tantissimo. Non so se siete d'accordo, per carità. L'ho trovato. C'è questa discriminazione territoriale. Sì, esatto, ci sono. Pinna Roberto è più in forma di Meloni in questo momento. Perché è tutto di. Ma non scherzare, Pepe è un fenomeno, non scherzare veramente. È quello che ha segnato di più di tutti. Di questa incomprensione Solinas Scanu invece vuoi dire qualcosa, visto che mi sembra uno dei tuoi bersagli preferiti. Potrei dirti che è l'incompreso Scanu in questa serata, però non vorrei infierire ulteriormente. Prova a spezzare il raddoppio, non ci riesce Meloni. Ecco Comunque Gigi adesso, al di là delle tue per battute, smentire Roberto Pina. Eccola la parata di Garau. Scanu è quello che sta sudando di più la maglietta. È vero, Gigi Scanu ci tiene. Per fortuna non dovremo lavarle dopo queste magliette, quindi si tiene la sua, per fortuna. Ringraziamo Di Nicri Sportswear. Ringraziamo tutti gli facciamo un giro sponsor, ringraziamo tutti coloro che hanno permesso questa serata, ovviamente iniziando dalla Unione Sportiva Ossese che ci ospita insieme a Giacomo De Martis nel loro centro sportivo, poi Di Nicri Sportswear che ha fornito i completini di questa serata. Nel frattempo Lisai ci prova, non la mette, però gran numero. Ovviamente ringraziamo Sardare, Sabinsula, Franco Manca, Pegasus Hotel, insomma i tanti sponsor che stanno permettendo questa bella serata di sport, che sarà ancora più bella come finirà il torneo. Esatto, non vediamo anche un po' l'ora. Esatto, io non vedo l'ora di essere lì in fila ai panini. C'è un po' di fame. Finita, non lo dico, dai. Mastino, vedere giocare insieme Bonu, Mastino, Burrai, insomma, lì dietro per Meloni che ragiona la qualità importante. C'è 5 centrali. Garau Burrai. Congiù sta bene con il numero 8 in maglia azzurra. Mastino si muove. La vuole Meloni. Palo, ha preso il palo. Ha preso il palo, preservato. Una coordinazione incredibile. Meloni all'indietro, bonus sinistro, palla che si perde di poco al lato rispetto alla porta del vostro portiere preferito. Per distacco si percepisce in maniera sottile. Io adoro Werder Carboni, lo sai, quindi sì. Solinas per Scanu, linea di fondo, da lì non si può calciare, non può farlo neanche lui. Lisai. La Veronica, pallone da Solinas, poi Congiu per Lisai, cerca spazio per battere gara, non lo trova. Potenziale qualcuno vuole far segnare Meloni. Aumentare ulteriormente il vantaggio. Dimmi Roby, dimmi. C'è la voglia di far segnare Meloni, perché non so se te ne sei accorto, lo stanno cercando di servire in tutti i modi. Secondo me è solo Meloni che vuole segnare. È la voglia di Meloni di far segnare Meloni, probabilmente. Esatto. Eccolo qua, prova a controllare contro Congiu. La Burrai. I verdi ci credono poco, diciamo. 1:40. Meno di 2 minuti. Solinas 1 contro 1 con Garau. Riesce a saltarlo Solinas, si appoggia a Scanu. Ecco il servizio per l'Isai, ancora Scanu. I verdi non segnano neanche ora. Ora lo senti. Punteggio rotondo, eccolo Meloni sul secondo palo. E quando gliela dai? Non gliela dai. Eccolo qua. Gol di Meloni. Ed eccolo qua che ti smentisce Bomber Meloni. Obiettivo raggiunto. Vabbè, al settimo tiro ha fatto gol, dai. Va detto che Burrai non ha provato a farlo segnare negli ultimi minuti, giusto un filo. Fatelo uscire per cortesia. Vedi? No, ha detto ai compagni che si è appena sbloccato e ora non esce, quindi è difficile toglierlo Meloni quando segna. Ma il punteggio lo abbiamo oppure 6-1. 6-1, tennistico 6-1. Beh, potrebbe essere un set. Meloni. Eccolo qua, un fallo di un pizzico di frustrazione di Lisai. Bonu, Cadau. Burrai, Bonu. Segna Bonu così ce ne andiamo ragazzi.
ha chiuso il triangolo con Carboni, capisci poco, cioè, è una lettura meravigliosa. Lisai quasi battezzato al tiro, allarga per Solinas, palla sul fondo con Garau turbato da niente praticamente, non c'è niente che possa turbare Garau, il Garau che non si turba. Incontro Cadau, arriva il triplice fischio, finisce del direttore di gara a sancire la fine della seconda gara di questa serata. Comunque i verdi, caro Mauro, ne hanno preso solo 10 nelle ultime 2 partite. Vabbè, non è male, dai. Quantomeno la loro serata sul campo è finita. Esatto, ora iniziano la serata al chioschetto. Capito? Che non può che andare meglio. Non per insinuare chissà che, per carità. Io non so se siamo tutti d'accordo, ma riprenderemo una piccolissima pausa e poi di fatto quella che è la finale, che sarà la finale di questa serata in diretta da Ossi. Nuovamente in diretta da Piazza Sardegna in Ossi, era finale della serata in compagnia delle stelle del calcio sodo, si affrontano le squadre che hanno vinto la prima partita giocata, è finito già invece il torneo della squadra verde sconfitta, entrambe le compagini in questo momento pronte a dare il via a quella che di fatto è la finale di questa serata che stiamo raccontando da Ossi. Primo pallone mosso dalla squadra azzurra con Bonu che ragiona nel cerchio del centrocampo, scambia con Mastini, cambia lato cercando e trovando Burrai che pensa al tiro, lo scocca, arriva la parata di Cherchi che va vicino da Gueli, uno dei protagonisti della prima partita del torneo. Cancello per Cherchi, si fa vedere De Martis ignorato dal proprio estremo difensore, Cancello sulla verticale da Gueli. Ora la curiosità, Mauro, è vedere quanto per Fancellu arriva la copertura di pinna. Volete e sentite l'esigenza di dire qualcosa, dite la verità. Esatto. Sì, la curiosità è capire se Gueli vorrà giocarsi il titolo di capocannoniere, perché qua Cadau adesso è partito in panchina, vedremo se Gueli proverà a mettere la freccia a raggiungerlo e poi superarlo, perché ci tiene. Tanto i gol li state contando voi sicuramente. Sai chi li sta contando? Sicuramente i giocatori, guarda, perché qua nessuno ci tiene poco in realtà appunto sia a vincere che a contare i gol. Vedi che quelli ci tenta. Roberto quelli giustamente ci tiene. Roby giustamente l'ha vista lunga. Nel frattempo i neri con per segnare a Garau da quella distanza ce ne può. Va detto che Garau per ora ha preso un gol incredibile da parte di Solinas, cioè comunque la consolazione, diciamo così, per i verdi è quella di aver fatto almeno il primo gol del torneo e il gol più bello fin qui della sera. Magra consolazione. Vabbè, però comunque. E soprattutto di avere comunque Gigi Scanu, che è un giocatore che verrà eletto per il migliore di questo torneo. Top player, top over. Vai Mauretto. Burrai marcato da Scotto, Mastini cerca spazio con il mancino, lo aspetta De Martis, Mastini prova a scambiare sullo stretto, guarda ancora tra i piedi del numero 18 in maglia azzurra. Burrai, Scotto con una posizione difensiva rivedibile, dai, diciamo così. Mastino dentro per Pinna, riesce a trovare spazio per il tiro, la chiusura di Fancellu, prova a ripartire De Martis, decide di fare un po' tutto da solo, aveva anche trovato la porta con un angolo di tiro decisamente complicato, vai Robby. Ma lo conosce Garau, se l'aspettava. Tra l'altro strana la scelta di De Martis di mettersi da qualche parte, si sono già visti, è soprattutto strana la scelta di De Martis di non mettersi in panchina, perché io di solito uno che non ci tiene a giocare, dato che si chiamava Porraman come soprannome il buon Jack. Ricordiamolo sempre. Fate vieni da questa parte che è più facile. Interrompere questo attimo. Gol di Burrai, 1-0 per i blu. Si accende la finale. Forse in questa partita è il caso di tenere almeno il conto dei gol. Forse sì, dai.
Beh, ma c'hai un ottimo Andrea Olmeo sotto di te che serve a questo, eh? Sì, vedi, cioè, per fortuna nessuno può vedere cosa sta facendo in questo momento. Guarda, vedo che sta armeggiando al cellulare, ho paura di quello che sta visualizzando. Non lo so, se vuoi posso guardare se sta parlando con qualche signorina. No, guardiamo la partita, che raccontiamo la partita. Ok. Mastino fermato da Fancellu. De Martis per Scotto che avanza pettinando il pallone con la suola del destro. Gueli, finta il tiro da fuori. De Martis. Si fa vedere Fancellu per offrire una linea di passaggio semplice. E chiaramente essendo semplice De Martis non la esplora. Prova a calciare da lontano Garau, poi Mastino prova a lobbare De Martis. I blu sono davvero forti. Comunque Aresu va criticato per la scelta delle squadre. Vai, illumina. Allora, ricordiamo una cosa, che ci sono state delle defezioni nelle varie squadre, quindi è facile prendersela con Aresu. Le squadre avevano una logica quando sono state fatte, poi se la gente non viene non è colpa di chi viene. Sono mancati 2 all'ultimo. Beh, cazzo, ma Antonelli, se mi permetti, come dire, no? È un'assenza un po' di peso. Cioè praticamente state dicendo che queste squadre al momento sono composte dal classico decimo che nessuno vuole mai a giocare e che viene all'ultimo momento. Una squadra ce l'ha. Nessuno chiama. Migaleddu è proprio il decimo in questo caso. Però la sta soffrendo, lui ci tiene, guarda come soffre lì. Sa benissimo che non entrerà mai in questa partita di finale, però comunque ci sta. Guarda Jack che nel frattempo sta provando a sverniciare qualsiasi cosa passi attorno a lui. Girare il destro. Ha già bevuto penso 6 ettolitri di acqua prima di questa partita, poi dopo si darà da fare. Attenzione. Ecco Scotto. Che parata ha fatto! Ma che parata ha fatto Garau, ragazzi? Che parata ha fatto? Ha provato a fare il cucchiaio. Sono stati anche dei complimenti estremamente finti da parte di Scotto dopo la parata di Garau. Ecco Mastino, dall'altra parte risponde Cherchi, una bella parata. Posso dire una cosa? Posso dire una cosa a Roberto, caro Roberto? Io direi a Giacomo di tentarla ogni tanto perché non sta tirando. Cioè se riesce Jack a liberarsi al tiro è meglio secondo me per i neri. No, però possiamo dire una cosa, grande prestazione dei 3 portieri. Sì, assolutamente, è vero. Nessuno è arrivato a livello di Carboni che ne ha presi 10, però comunque ha fatto grandi parate. Ha fatto almeno 18 parate decisive, vero? Sì, esatto, poteva finire 20 gol subiti per... Di cosa? Questo è fuori, delle nostre statistiche, caro Mauro Garau. Quindi è merito di Gigi Scanus e Carboni ha fatto un sacco di parate. Sì, assolutamente sì. Beh, difensore centrale Gigi Scanus. Io lo consiglierei a Papa anche per le prossime stagioni. Per l'anno prossimo. Ragazzi, Cadau, non ci credo, ma cioè questa è anche fortuna. E Nino Pinna. Ah, ok. Infatti diceva, ok, cioè perché va bene la fortuna, però. Vedi, infatti adesso esce Nino Pinna e entra Cadau perché insieme non possono proprio giocare, capito? Hanno lo stesso numero, lo stesso fisico, tra l'altro. Ma nel frattempo Mastino è... Come sta prendendo la situazione? Non lo so, adesso glielo chiediamo. Mister, sotto 2-0, qua bisogna fare qualcosa, bisogna inventarsi qualcosa. E qui ci vuole in campo Migaleddu, Tony Gianni che è tanta roba, e li mettiamo subito dentro e recuperiamo subito. Ci sta. La mossa Migaleddu, caro Mauro, a sorpresa non te l'aspettavi. Sì, esatto, per correre un pochino, perché effettivamente insomma serve atletismo a questa squadra in questo momento. Cerca spazio per il tiro Gueli, non lo trova, la lascia lì per Scotto, pallone allargato per Urgias, si muove Gueli che abbandona il secondo palo, perde almeno un tempo di gioco per essere gentili la squadra nera. Scotto per Urgias, la copertura, è tornato Meloni, la mia partita ha di nuovo un senso, guarda che bello, è anche bello, penso Gueli. Scotto, De Martis, Scotto all'indietro per Urgias, finta il tiro, esce Meloni, poi Urgias, bello, Garau. Mamma mia, mamma che parata Garau, ragazzi, che parata Garau. Che si chiami così per caso, dai.
No, sei tu che ti sei fatto cambiare il cognome in suo onore in realtà. Vabbè, non vuole entrare però la palla per i neri, perché Gigi qua ne aveva mandato qualcuno al chioschetto, però poi si è bloccato tutto sulla linea. Facendo finta di spazzare, che palletta stava dando. E Gueli prova il tunnel su Pinna, non gli riesce, Burrai, si muove Meloni. Burrai non è mai uscito, vorrei dire. Burrai alla fine sceglie di non scegliere per un po'. Pinna No, ma ragioniamo su questa cosa, caro Mauro e caro Roberto. Cioè, Burrai ha fatto i playoff per salire in Serie B, poi il Pordenone ha fatto la fine che ha fatto, purtroppo, però insomma, e non sta uscendo dal torneo di 131. Questo è interessante. Sì. Ci tiene il buon Toto. Mamma mia. Vado. Vai. Eccolo! Riapre la partita. Un anno e mezzo dopo torna a segnare Gigi Scotto, ragazzi. Che gol di Gigi, ragazzi, Che gol di Gigi. Nel frattempo entra anche Tony Gianni per dare Entra Tony Gianni a vincerla. Esce Mattia Gueli. Entra Tony Gianni. È stato sgridato da Olmeo, sappiatelo. Cosa è successo? Cosa ti ha detto? Non lo so, probabilmente stiamo cercando. Perché siete troppo contigui, probabilmente. Di scambiare Cadau con Pinna. Forse per questa età, no? Perché siete troppo contigui. Non un minuto nel frattempo, Sono coetanei Cadau e Pinna. Sì, assolutamente. È più piccolo Cadau di un anno. Sono gemelli eterozigoti praticamente. Ok, tra poco lo facciamo intervenire Olmeo. Tra l'altro è bellissimo perché Burrai, caro Mauro, si è lamentato del fatto che fossero solo 8 minuti di gioco, ma non ci pensa minimamente a chiedere il cambio, proprio neanche minimamente gli è passato per il cervello di chiedere un cambio. Esatto. Nel frattempo diciamo un'altra cosa, Daniele Giorico che era tra gli azzurri, aveva un problema fisico, quindi non è entrato in così come Nicola Antonelli e Alessandro Masala, quindi uno in ogni squadra. Non c'è neanche Riccardo Pinna che faceva parte anche lui della squadra degli azzurri. Diversi giocatori, Roby, ricordiamolo, non hanno potuto essere presenti a questo torneo nonostante la volontà per altri impegni, chi di matrimonio, chi in vacanza, insomma, però siamo riusciti comunque a raccimolare un bel gruppo di giocatori, no? Sì, assolutamente. Nel frattempo Burrai continua a dettare calcio in questa partita, veramente in questa finale forse il migliore in campo, però occhio perché i neri con un Jack De Martis con le bombole di ossigeno quasi alla fine non mollano e quindi secondo me ci regalano una sorpresa. Esatto, anche perché poi tra gli azzurri è uscito Mastino, quindi insomma ora gli azzurri dovranno gestirsi tra questi. Guarda che copertura nel duello tra numeri 9. Assolutamente sì, ma possiamo dirlo, qua nessuno ci sta a perdere. No, assolutamente, soprattutto Giacomo De Martis che quando ospita qualcosa vuole vincere, però c'è Toto Burrai, ragazzi, che è scatenato. No, ma soprattutto Gigi Scotto se l'è presa non so con chi, però era un rimprovero con il sorriso sulle labbra, meraviglioso. Ragazzi, la chiusura di Meloni, vogliamo parlare della chiusura di Meloni? Ecco Scotto che ha spazio per il destro. Che gol! Che gol di Gigi, ragazzi! Di marcare, ha marcato. Ecco qua. Luigi E adesso entra Gutierrez, il Occhio che Cino. entra Gutierrez, quindi entra il Cino. Un po' di paura Bonus, sei stanco? Un po'. Sei anche sudato. È entrato quel pizzico di fisicità, Nel frattempo Mister Loi ha già chiamato il cambio a Toto Burrai, entra Nino Pinna, se lo conserva per gli ultimi minuti l'ex capitano del Pordenone. Un Cadau e Pinna assieme è un casino. E bisogna correre, cioè, l'idea è quella di farli correre, di farli stancare, ma non ci credo. È gol di tacco di Cadau, ragazzi, gol di tacco di Cadau. L'arbitro dice che è gol. L'arbitro dice che è gol. VAR. Non so se c'è il VAR. Era gol? Lo vediamo al bar, come dice giustamente. Chiediamo a Olmeo che è il nostro VAR. No, come ha detto giustamente, come ha detto mister al bar, esatto. La rivedremo tutti al bar. La rivedremo tutti al bar dopo. Spero che sta roba finisca in fretta, ma non per i giocatori ma per noi. No, ma guarda, siamo ancora 12 minuti abbiamo ancora. Stiamo peggiorando la nostra già pessima reputazione.
De Martis. Ecco, nel frattempo ti dico che Mister Roy dice lo avrei annullato a prescindere perché è un insulto al calcio, il gol di tacco di Cadao. Non siamo d'accordo però su questo. Nel frattempo ancora Cadao continua a parare, a togliere tutto dalla sua porta. Comunque e non ci arriva. Pina con lo stesso numero di maglia sono un'ingiustizia, cioè nessuno pensa. Guarda, ti dico, c'era anche il 10. Le nostre problematiche. C'era anche il 10 di Gianni Piredda per i neri, che era lo stesso numero di Mattia Gueli, però anche lui non è presente a questo torneo, per cui c'è qualche numero doppio, ma spieghiamolo Roby, questa è anche una tradizione del torneo delle stelle del calcio sardo, perché è una delle cose che ha deciso il padrone di casa, Giacomo De Martis, cioè se ci sono 3 numeri 9 nella squadra, tutti 3 numeri 9, perché ognuno ha la possibilità di avere il suo numero. Assolutamente, da padrone di casa ha deciso con molta democrazia, assolutamente, in totale solitudine. Quando c'era De Martis arrivavano in orario. Scotto prova a liberarsi di Pinna, destro incrociato, palla che termina sul fondo. Quanto siamo qua, lo sapete voi? Io non so niente. Siamo 3-2, caro. 3-2. E meravigliosamente attenti. Beh, ci paghiamo per questo, diceva quello, quindi. Gutierrez non pensa minimamente al tiro in porta, ma io non glielo dico, e spero che non la riveda. Qua c'era qualcosa di personale nei confronti di Tony Gianni di Cadao, secondo me non stava mirando la porta, ha mirato Tony, che è facile da prendere, comunque è una pertica, è in campo. Attenzione a Garau che se la sente, manda al bar De Martis. Che gestione. Ve l'ho detto, Garau portiere volante, assolutamente, cioè forse è l'unico che qua potrebbe giocare a calcio a 5, perché non a calcetto, perché poi si offendono i puristi. I puristi i puristi si offendono, quindi. E fanno anche bene, perché questo è un insulto al calcio a 5. Esatto. La responsabilità di quello che dico. Meloni non l'ha presa benissimo che i blu non l'hanno chiusa, perché voleva il gol di Cadao gli ha fatto apposta perché poi lo deve riportare a casa. Esatto, siccome guida Cadao, Meloni non può dire niente, dice attenzione. Jack è come il Golden Goal, finché non segna non esce. Ma fin quando non segna non finisce il torneo. Attenzione, però vicinissimi al 4. Bella parata, l'ha toccata Cherchi. La toccata Cherchi, dai, sveglia un pochettino, l'ho vista anche da qua. Che non era facile, ti assicuro che non è. Che cosa? Che vederla tu o che la toccasse il portiere? No, penso che ci sia più luce nei campi di padel che nel campo di calcio. Meloni da play, come lo vedete in questo momento della partita? Poteva dire. Cadau, eccolo Meloni. Ancora Cadau, prova a puntare Gianni. Capocannoniere del torneo, vi ricordo. Sì, 4 gol. Cadau, qua chiude l'1-2, la parata di Cherchi, ancora Cadau. Fuori. Fondo. Gutierrez ha provato a chiamare gol anche questo, perché comunque sia un po' bruttito l'arbitro poi un attimo ci ha pensato di dare. Comunque io penso che l'arbitro sia la persona che ha faticato di mano in questa serata. Che anche noi che non abbiamo fatto. Sai cosa c'è? Secondo me c'è Giacomo che si è pentito di aver chiamato il Cino Gutierrez per in marcatura, perché prima lo stava tenendo come i bei tempi, diciamo, no? Tempi. Attenzione. Eccolo. Volevo ricordarvi che Giacomo Donati si è fatto la barba rispetto a quando l'ho visto io. E ha perso tipo 15 anni rispetto a quando l'abbiamo visto stamattina, perché l'ho visto stamattina. Perché ci tiene a essere tutto d'un pezzo. Secondo me ha fatto la barba tra prima e seconda partita. Glielo chiederemo dopo. È arrivato già così. Alle 8 non è. Questa era una gran palla di Gueli. Sì, era una grande azione. Gueli una delle sorprese fino adesso del torneo, caro Mauro Garau. Ma solo perché non lo conosci e tu. No, ma perché è così fastidioso Mauro Garau? Perché ci ostiniamo a chiamarlo? Non lo so. Nel frattempo doppio cambio. Doppio cambio fuori Meloni e Gutierrez. Grande gesto di fair play di Gigi Scotto qua, che restituisce il pallone perso per sbaglio, perché Bono aveva servito Meloni che si stava accomodando in panchina.
Blu che sono in vantaggio nonostante Bono, anche questa comunque è una cosa appena importante entrato. da segnalare, appunto, nonostante comunque giochi con loro. Il tuo MVP è uno tra Bono e Scan. No, Scano è inarrivabile, ragazzi. Dopo gli faremo la foto, c'è anche un Oscar pronto per Luigi Scano. Nel frattempo i Verdi stanno già servendo al chiosco, quindi questa è già una grande cosa. C'è grande invidia nei confronti dei Verdi in questo momento. State un pizzico snobbando la finale. De Martis che tenta forse il 27esimo tiro degli ultimi 2 minuti. Beh, ma ci tiene a lasciare il calcio in maniera veramente indimenticabile. Quindi stai messo in difesa e poi mi cambia pure. Niente. C'è un po' di polemica di Meloni, con Mister Loi che ha detto il mister mi ha messo difensore, mi toglie pure. Non l'ha presa benissimo. Infatti mi sa detto ti ho tolto perché ti ho visto in difesa, proprio per quel motivo. Eia, no, Quelli no. alto. Beh, Michelino Carboni quello in azzurro. Sì, c'è anche Michelino Carboni che guarda dietro la porta. Speriamo non prenda esempio da quest'ultimo tiro. Quelli che però attivi questo era gol, ve lo dico tranquillamente. Volete telefonare anche alle vostre fidanzate? Ditemi un po'. Oh, no, restiamo sulla partita. Tessera De Martis. Ammesso che ci siamo mai stati. Sì. Così. Io. Fate voi. Quelli così dietro sembra quasi Baresi, ragazzi, in questa serata. La parata di Garau nel frattempo che ogni tanto a tempo perso ci delizia con qualche intervento. No, Scotto non ci ha capito. Cambia lato Gianni. Non c'ha Pallone recuperato. Vedi che Pina e Cadau sono così uguali che si pezzano i piedi l'uno con l'altro. Non si riconoscono neanche loro. Hanno solo 17 anni di differenza, però questo è un discorso che non. Possiamo dire che abbiamo visto un Gigi Scotto in forma? No, cioè questo può far ben sperare per la Torres per la nuova stagione, perché comunque sia è bello pimpante il capitano rossoblu. Guarda che copertura è De Martis che protegge e poi mette incredibilmente senza senso in difficoltà Kirky. Si lamenta un po' del tasso della corsa della sua squadra Gigi Scotto mentre è uscito. Comunque non sembra in formissimo al linguaggio del corpo. Cioè, l'ho visto su Chi? Adesso è a posto. È un grandissimo. Una posizione. È in grandissima forma, altro che. Comunque questa partita nella storia è quella con meno cronaca o similtale. Perché è tutto calcio. C'è troppa qualità per fare cronaca. Guarda De Martis, ragazzi. Ricordiamolo che io pensavo che questo pomeriggio potesse finire così, ma non immaginavo fino a questo punto. Anche perché è notte e non è più pomeriggio. Esatto, assolutamente. Fatto interessante anche. Me lo dite Te lo dico, aspetta. Mancano pareggio di Tony Gianni. De Martis esulta un filo. Pugnetto tennistico. De Martis richiamato in panchina perché bisogna vincere, non l'ha presa benissimo. Il panico nella faccia di De Martis. Il panico vero. Comunque 3-3 ragazzi, qua si va ai rigori credo, Inizia a informarti 3 minuti. Un momento che nessuno conosce. Poi ci sono i rigori in caso di parità. I rigori Lo decidiamo noi. Perché non ce ne frega niente la differenza reti, quindi si va ai rigori. Esatto. Ai meglio di 5 perché vogliamo divertirci. No, niente rigori ragazzi. Basta. Ci pensa Cadau, basta. La classica Mi dovete dare una mano dopo la partita. Che cazzo vi dico per metterlo in panchina quest'anno? Ragazzi, questo sta veramente succedendo, sta succedendo davvero questo. 4-3, doppietta di Cadau, sempre più capocannoniere con 5 gol di questo torneo. Vi segnalo che Cadau ha fatto 5 gol, non ha un filo di sudore, non so come sia possibile. Sì, esatto. Ma perché è un bambino? Esatto, è l'under, il vero under. Comunque sto 4-3 è altro che Italia-Germania. Sono d'accordo. Storico di quell'Italia-Germania. Sono d'accordo. Nel frattempo i neri si organizzano di nuovo i cambi. De Martis non la prende bene. Guarda, vedi che accelera qua la ripresa del.
Ma poi non accelera più lui. Quindi rientra, lo dai un minuto di recupero? Lo dai? Sì, Quanto manca? Bene per Burrai. Quanto manca? 2 minuti mancano. Si dica la verità. 2 minuti. 2 minuti. Attenzione! Il gol del torneo! Questo è il gol del torneo. Questo è il gol del torneo. Questo è il gol del torneo, ragazzi. Arriva il padrone di casa. Uomini forti, destini forti, Giacomo De Martis, ragazzi, non sbaglia nel momento decisivo. Assolutamente. Ovviamente ricordiamo che Garau gliel'ha fatto fare perché sono amici. Cambi congelati nel frattempo tra i neri. Vediamoci la citazione spallettiana, uno Spalletti ha qualcosa in comune. No, ma dalla panchina arrivano suggerimenti difensivi sulle tattiche difensive. Guarda, stava per succedere. Attenzione, potrebbe essere l'ultimazione. Quelli non ci arriva. Questa palla era meravigliosa. Ma finché adesso chi segna vince, cioè fino a che non segnano la partita dura. Secondo me potremmo essere picchiati per una cosa del genere, quindi facciamo i rigori e via a sto punto. A meno che cada. Attenzione! Cada voleva emulare De Martis che esce nel frattempo. Dai che batti il rigore. Che stanno già scegliendo i rigoristi qua, forse un po' troppo presto, ma perché è dato Boburgia secondo me la risolve, attenzione, non ci hanno creduto abbastanza. Ma De Martis è fuori all'ultimo minuto, come funziona? De Martis è uscito all'ultimo, che è clamorosa questa scelta. Giacomo, commentacela. Inconcepibile, ha detto, non riesce ad alzarsi dalla sedia, penso che si sia al momento spalmato non l'ha presa bene la scelta di Gigi Scotto che sta facendo l'allenatore in questo momento. E Babbo dove Tutti vogliono entrare Gigi. Il gol di Bobo Urgias! Il gol di Bobo Urgias nel finale! È incredibile! È incredibile, ragazzi! È incredibile! Finite il calcio. L'ha detto Pinna, l'ha detto in diretta. Finisce questa sesta edizione del torneo delle stelle del calcio sardo con la vittoria di Jack. Un commento verso la telecamera. Avviciniamoci anche alla telecamera. Sono soddisfattissimo. Abbiamo lavorato tantissimo per arrivare fino a questo momento. No, niente, ci siamo divertiti. È una manifestazione bellissima perché è un ritrovo di tanti amici che molto spesso si ritrovano contro durante l'anno, però poi oggettivamente si vogliono bene e non vedono l'ora di ritrovarsi nella goliardia e nella voglia di ridere e scherzare, a prescindere da quello che è il risultato sportivo, ma intanto abbiamo vinto. Esatto, dice Garau che tu ti sei divertito solo perché avete vinto. Certo, io sono felicissimo, la verità. Nel frattempo Bobo Urgias dice che beve gratis, tutto a conto di De Martis perché gli ha fatto vincere il torneo. Una doccia molto lunga allora. No, aspetta, vieni che ti devo fare la foto. Cadau, vieni un secondo, capocannoniere, prima di staccare il collegamento. Ci hai provato in tutti i modi, però guarda, la telecamera è lì, guarda dove siamo lì. Ci hai provato in tutti i modi, 5 gol, però torni a casa col titolo di capocannoniere. Nessuno avrebbe scommesso su di te probabilmente. Lo so, partivo sfavorito, però è andata bene. Peccato, l'hai giocata con Scanu. Meritavamo il primo, dai. Ve la siete giocata fino all'ultimo? Sì. È stato un bel torneo però. Sì, bello. Da rifare l'anno prossimo? Assolutamente sì. Tanto alla fine Giacomo continuerà a giocare. Esatto, questo in qualche modo. Sì, in qualche modo continuerà. Speriamo che il prossimo anno faccia una cosa bella come quella che ha fatto quest'anno e gli anni scorsi. Va bene. Grazie a voi. Buona birra e buon tutto. Rimani un attimo qua. Esatto. Salutiamo. Sì, assolutamente. Una foto, non lo so, io resterei con Olmeo e Garau a guardarli così, esatto. però so che loro ci tengono ad avvicinarsi al esatto. chioschetto. Ringraziamo anche chiaramente gli amici di Directa Sport per aver realizzato questa diretta insieme a noi, aver raccontato questa bella partita, questo bel torneo. Appuntamento speriamo anche all'anno prossimo con la settima edizione. A questo punto speriamo bene. Grazie a Mauro Garau e grazie anche ad Andrea Olmeo, grazie a tutti e anche i tecnici, insomma. Grazie a voi per aver fatto questa diretta, grazie a chi ci ha seguito, grazie a chi ci seguirà anche in replica. Buonanotte, alla prossima. Chiudete voi? Chiudiamo noi, abbiamo le chiavi. Ciao ragazzi.